Benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto, ma di cui tutti avete bisogno. Qui con noi oggi abbiamo una celebrità, abbiamo il capitano dell'X-Lab. Qui con noi il mitico Iron Rizzo. Ed eccoci qui con Iron. Tutto bene, Iron? Sì, come si dice, Eh, tutto bene, ma mi sono lasciato con la mia ragazza e questo che mi dà fastidio. vabbè, dai, insomma, Ma ce ne sono tante altre in esatto, giro, vedrai. facciamo l'applauso, facciamo già Oh, se che ne sei, se c'è qualche ragazza disponibile potete scriverla nei commenti. votatemi. Potete scriverla nei commenti. Comunque sta più sciolto, te vedo abbastanza, abbastanza imbacchettato. Ascolta, adesso in questo podcast vogliamo raccontare ai nostri amici ascoltatori un attimo tutto quanto il tuo percorso artistico, ma anche da prima, e, insomma, tutte le curiosità che ci possono essere, insomma, sulla tua storia. Intanto, dove nasci e quando nasci? Il 15 maggio 90 Dove nasci? a Venezia. Ok, quindi come passi la tua infanzia e in che contesto nasci, insomma? Non me ricordo. Giustamente, ma comunque fai insomma, l'asilo, no? Le elementari. Come ti ricordi qualcosa di quel periodo? Che avevo, che Scusa. avevo amica la Giorgia, quella di Dolo, come dell'antica Barina di Dolo, non so se la conosci la No. Giorgia, è la mia ex Ah, amica d'infanzia. facciamo un saluto a questa Giorgia de Abarina, che non so che. De Abarina. Ah, c'è il bar, no? Cos'è? Il bar. Ah, ok, vabbè. Facciamo un saluto. Ok, e ti ricordi solo questo delle elementari, dell'asilo, sì? Ti ricordi se ti piaceva qualche materia, No, no, no. qualche episodio della scuola, non ti ricordi nulla? Poi vai alle medie, Sì. ti ricordi qualche episodio delle medie? Com'eri come bambino? Se eri bravo a scuola, se ti piaceva andare? Conoscevo un macedone che si chiama Saladin. Che cazzo di nome? Per un salatino da mangiare. Eh, e quindi? Cioè, ti ricordi solo quello alle medie? Sì. Ah, e cosa faceva? Mi pare di essere di tipo, se blocchiamo così. Non ti ricordi cosa faceva sul salatino? Poi aveva l'insegnante di sostegno. Ah, lui? Ah, questo No, qua? io. Ah, te, ok. E non so, ti ricordi qualche episodio, qualcosa che vuoi raccontare? Niente, Non mi zero. ricordo niente. Poi non ti ricordi in che materia eri più bravo, magari, no? Cosa ti piaceva fare? Con gli amici com'eri? Ah, lasciamo perdere perché con gli amici non c'era tanta confidenza. Ok. Alle superiori lasciamo perdere. Poi tu vai, Al punti. scegli il Punti e in prima superiore che hai conosciuto il Monti? Sì, Ma eravate già amici là al Punti o no? sì. Era proprio. Con, con un altro amico di Noale, Michael Bagato, e, e un'altra Sara Boschin di Briana di Noale, e dopo c'era Emanuele Ceccacin di Padova, non so.
Quindi tu hai fatto comunque, hai fatto il Ponti. e andavo bene in inglese. Ah, ok, ti piaceva l'inglese e l'hai fatto 5 anni. Cioè, hai Avevo fatto. 7 in inglese. Ok. Ti ricordi qualcosa del periodo delle superiori? Che sono uscito con l'84. Sborromi. Boia, bene. E avevi qualche hobby? Qualche cosa ti piaceva fare all'epoca? O cosa facevi nel tempo libero? Piscina, calcio, rugby Ah, tanto sport. e palestra anche. Madonna, tutto questo Facevo gli stage della scuola in palestra invece di fare chimica, biologia, io andavo a fare stage in palestra a Mira co- con Danilo, la Patrizia e Mauro. Ah, ok. Ok, quindi ti ricordi questo delle superiori? Dicevi che i compagni non andavi d'accordo. No, con la Sara e con Michael e col Monti e basta. Però col Monti hai fatto solo un anno. Sì, dopo ha cambiato varie scuole. Mm. Stefanini mi sembra che ha fatto. Sì, lo racconta nella sua intervista che dovrà ancora uscire in teoria, ma l'ho già fatta, quindi posso confermarvi che vi racconterà anche questo. Ok, quindi dopo le superiori, finisci le superiori, ti ricordi cosa fai? No, è un. Vado, vado a lavorare col CIL nel centro anziani a Oriago dove prendo 150 euro al mese. Sì, quei già sky, altro che adesso. Ma ascolta, ma quando? Ma tanto dopo sta roba qua? No, subito. Subito dopo la scuola? Sì, sì. Beh, scusa, ma prima che andassi via sto posto di lavoro qua non eri sempre là? Scusa, no? Andavi a Oriago? No, prima sono andato al centro anziani a Oriago con la Eddy e dopo sono andato a lavoro in corso a Oriago, sempre a Oriago. Ah, avevi cambiato, ok, ho capito. Ma E. non ero più sotto il CIL ero quando andavo a fare le pulizie al centro anziani, dopo non ero più sotto il CIL. Ho capito. E poi, quindi quando finisci i superiori vai subito a lavorare là oppure fai un periodo sabbatico, no? No, no, vado subito là. Ok. Poi quindi, quando è che è il primo rapporto con la musica? Che hai iniziato a fare musica? Ti ricordi quando che hai fatto la tua prima canzone, i tuoi primi video? Com'è che è nata questa cosa qua? Non mi ricordo. Non ti ricordi che magari ti rinfresco la memoria io? Aero Rizzo, Aero in the Space, Sì, ma Mega Festone. ti ricordi come sono nate queste canzoni? Attraverso il botte. Sì, ma com'è che è nata quella? Se vuoi te lo ricordo io. Io mi ricordo che ci eravamo conosciuti, Vestito da Spider-Man, mi sembra maestre. quello là l'avevamo fatto quasi un anno dopo, un paio d'anni dopo. No, io mi ricordo che ci eravamo conosciuti, cioè indirettamente, ti ho visto per la prima volta, che siamo andati a Capodanno in Villa Isabella, ti ricordi? Ah, sì, sì. E poi eri venuto a una festa che suonavo anch'io a Crea. Mm. Ti ricordi, siamo conosciuti là dopo alla fine. Anche in spiaggia siamo Sì, ma andati. dopo però, ti dico, quando dovevamo ancora conoscerci là. Mm. Io, se racconto una cosa io che mi viene in mente, quella serata là era il mio primo concerto che facevo e in sostanza, cioè concerto, diciamo che all'epoca l'organizzatore della festa mi fa: se mi porti almeno 10 persone ti faccio fare una canzone. Io ero stragasato a 1000 e di colpo, niente, mi ha chiamato sul palco, ho messo una canzone abbastanza festaiola e la pista prima era piena, prima che mettessi la canzone, dopodiché quando ho iniziato a cantare io praticamente si è svuotata e ad un certo punto inizia a ballare te la break dance nello spazio totalmente vuoto che
E quindi niente, ci siamo conosciuti in quell'occasione là. Poi appena sono andato via, fortunatamente la pista si è riempita un'altra volta. E mi ricordo che da là appunto mi avevi chiesto che anche tu volevi fare una canzone. Ti sarebbe piaciuto fare una canzone, vero? Ti ricordi? No, non ti No. ricordi. Vabbè, mi ricordo io che Ale mi aveva chiesto che anche lui voleva fare una canzone e io non mi ricordavo, cioè no, ho detto che cavolo di canzone li faccio fare. No, volevi fare una canzone con me, però non sono riuscito a farla e quindi gli ho fatto una canzone singola a lui e ti abbiamo registrato ancora nello studio vecchio e ti ricordi che abbiamo fatto il video a Marano, che c'era anche la Nicole? Sì, sì, Abbiamo fatto il video con lei. sul parco là. Esatto. E io mi ricordo che in quel periodo là c'era WhatsApp, cioè avevo la tua canzone in MP3 per WhatsApp e girava ancora prima che facessi il video, che facessi uscire il video, dopo da là sei esploso praticamente, ti ricordi? Al mattone, al merda alta. Eh sì, poi avevi fatto i tuoi primi spettacoli là e ci vuoi raccontare un attimo, ti ricordi di quel periodo là, i primi video che insomma che iniziavamo a girare insieme, che eri tanto conosciuto quel periodo là? Dove al merda alta? No, magari andavamo a Milano, andavamo in giro, c'era la gente che ti chiedeva le foto, no? Sì. Eri tanto, eri diventato famoso in quel periodo là. Mm, Ti ricordi qualcosa di quel periodo? no, Zero proprio? Hai fatto tabula rasa? no. Zero proprio, ho fatto un reset totale. Ma zero giovane, ti Cioè, pare che mi ricorda? sono passato 10 anni abbondanti. No, anno zero avanti Cristo, dopo Ah, Cristo. ascolta, mi dicevi che ti ricordavi del mattone? Mm, Cosa ti ricordi di quelle serate? Che ero insieme a tante ragazze, che la Viviana, c'era anche la Viviana. Cosa ti ricordi? Che mi sono messo a ballare con la Viviana, forse. Forse. E poi ti ricordi che bevi la Coca-Cola? Mm, E già all'epoca ti piacevano i buffet gratuiti? mm, E ti ricordi magari qualche nuova amicizia che hai fatto in quel periodo là? no. Niente, zero, proprio. Reset totale. Il Deppi, Eh? il Deppi, Dega. Sì, sì. Ascolta una cosa che magari da casa si chiedono, ma fammi capire, perché la maglia dell'Inter che, che cantavi sempre Viva Juve del Piero, come mai? Forza Inter! Ma perché sto cambio di rotta? Così tanto per scherzare. Ma sei juventino o interista adesso? Juventino. Boh, vabbè. Guarda che mio fratello ha fatto uno scherzo con la maglia dell'Inter. E se Juventino che ha messo la maglia dell'Inter, mi non me posso mettere scusa. Ah, vabbè, no, magari gli amici che ci stanno guardando non capiva sto cambio di rotta. Guarda che ha avuto un periodo la sciarpa del Napoli. E niente, quindi fai sti video, insomma, diventano insomma virali. Hai fatto parecchio successo in quel periodo là, però non te ricordi, insomma. E che altro dire? Non ti ricordi, no, ti dicevi che ti ricordavi del video di Spider-Man, però. Sì, Cosa ti a ricordi? maestre che mi sono arrampicato sui vetri della Coin. Sì. Ti ricordi qualche altro episodio in quel periodo là? Magari qualcosa che ti è rimasto impresso, che ti è piaciuto? La break dance. Dov'è che hai imparato a fare la breakdance? Michael Jackson. Guardando i video suoi? Eh? Ti sblocco un ricordo. Pigni il Divo era il tuo nemico? Sì, sì, perché c'era... No,
Cantiro, Ah sì, è vero. perché c'era de curva nerazzurra. Come a Tomaia adesso. Vuoi, Canti non questa se partì, guarda. vuoi raccontare qualcosa di qualche episodio con Cantiron che ti ha dato fastidio? Cosa? E che ne so, era il tuo nemico, cos'è che ti ha fatto? Non so, qualche volta ti importunava. Perché già curva nerazzurra non mi Ah, ricordo ah mai. no, ti ricordo solo perché già era interista. Aspetta che metto rec. Quindi se passa i 7 anni, Aspetta, 3, 2, 1. Ok. Oltre al merda alta mi dicevi che ti ricordi del portico. sì, Cosa ti ricordi di quelle feste? che durante una festa del botte R come rap ho incontrato una ragazza di nome Marta e dopo abbiamo fatto un po' di uscite e ci siamo messi insieme. Ok. Vuoi raccontarci qualcosa che ti ricordi da questa relazione che ti piacerebbe raccontare? Che sono andato in spiaggia a Venezia, che sono andato, Ma in spiaggia a Venezia? Dove è la spiaggia a Venezia? A Lido? no, no, a, Palestrina? sì, sì, Ah, Palestrina. ok. E sei andato in spiaggia con lei e poi... E dopo abbiamo fatto anche una foto, cioè una foto grande quando c'era ancora da fare le foto alla nave De Vero. Ci siamo fatti una foto vestiti da 800 su, sulla foto. Ok? Quindi hai questo ricordo qua e poi che altro? Al portico hai conosciuto che Monti? No, aspetta, il Monti hai riconosciuto al Ponti. Mm. Com'è che è nata poi questa vostra amicizia? Perché gli ho detto se voleva fare una canzone lui con il botte e dopo si è riunito insieme. Però spesso in altre interviste, in altre occasioni, non hai molta stima per il Monti come cantante, come rapper. Come mai? Per- perché il Monti non mi supererà mai. Ma cosa ne pensi del Monti? Vuol dire qualcosa riguardo a Che il lui? Monti fuma sigarette da zoccoli. E dopo cosa vuoi dire sul Monti? Cioè siete Che, molto... che il Monti dice una roba che vuole andare in discoteca, dopo una volta perde chiave, una volta rompe la macchina, oh ma se io che non ha voglia, chi goda credere al muro? Ma ascolta, qualche episodio che hai fatto che col Monti, magari qualche avventura con lui, che ci vuoi raccontare? Qualche roba che ne so, qualche avventura strana che è capitata? Perché voi andate via spesso insieme, no? È capitato qualche volta che è arrivato in ritardo, che è sbagliato strada. Ah, sì, sì, arriva alle 4 di mattina, dopo Dopo dice, alle 5:30 a Mira e arriva ai 7. Ma dimmi se sei permesso. Ma è sempre così, no? Eh? Quindi cos'è che abbiamo fatto noi? Di solito noi gli diciamo se dobbiamo trovarci alle 4, diciamo guarda che ci troviamo alle 3, così dopo lui arriva giusto. Ne approfitto per raccontare una situazione che è successa, praticamente dovevamo trovarci alle 5 a Marghera una volta e noi gli abbiamo detto al Monti di trovarci alle 4, no?
E quella volta là, incredibilmente, lui è arrivato alle 4, non ha trovato nessuno, allora ci ha detto, ascolta, vado un attimo alla nave del vero a fare un giro, noi ci siamo trovati alle 5 e comunque poi, dato la nave del vero, è riuscito comunque ad arrivare alle 6, quindi è stato un po' difficile, insomma, trovarsi come orario. Poi qualche avventura con il Monti, non so dove siete andati, che mai vuoi raccontare, qualcosa che ti è successo, che ti è rimasta un attimo in testa, qualche avventura che avete fatto insieme. Qualche volta siete stati in discoteca, non so, che è arrivato tardi. Che siamo andati al Nico, al centro Nico a Santa Maria di Sala, alla festa della Befana. Ah, basta. E cosa è successo? Che avevamo mangiato a calza della Befana. Gratuito, ovviamente. Sì, 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 e anche a foto mi sono fatto con la Befana. A Befana però non esisteva, a Befana c'era al Monti. Anzi, mi ricordo, sono stato intervistato da Andrea Di Pre, Ah, sì, è vero. l'ho incontrato anche al Night and Day con Bello Figo Gu. No, già era New Age là comunque. No, era il Night and Day con Bello Figo Gu. Ah, c'era anche Night and Days, è vero, sì. Sì, sì, sì. Ok. Poi ti ricordi come conosci il Bonso, per esempio, Alex X? Con, con te li conosco. Mm. L'avevi conosciuto al Portico, no? No, no. Ok. E... Forse ad Ola, quel al... Al Portico? Dopo le No, zone. al... Lo Squero? In Sagra? no, a quel video Trash Supreme, Ah, Trash adesso prima è uno, è Supreme, vero, sì, che eravamo vicino al cimitero ad Oro. sì. Aspetta, non sta fammi così, raga, sono ti basso il microfono. Ascolta, poi ti ricordi, per esempio, Valentino Miocic? Sì, Ti ricordi qualche avventura con lui? no. Zero. Io mi ricordo che c'era il compleanno dell'Irene, te la ricordi? Mm. Che l'aveva fatto al Movenpick e il Monti ti era venuto a prendere, siete arrivati alle 2 che praticamente il locale era già chiuso, noi eravamo là dalle 10. E qualche avventura con l'Elegante? Che eri insieme Mettiti, a- mettiti ste gambe, mettiti le code, o metti più verso di me qua, o se no tieniti là, se no te mi rabbatti il microfono. Cosa che stai pensando? D'elegante. No, no. Chi è che stai pensando? L'hai visto? Che c'era anche la vera squizzato. E cosa ti ricordi direi? Che era il merda alta anche lei. Mhm. E poi vuoi raccontarci invece come hai conosciuto Aghi De Grados, per esempio, che è successo qualche anno dopo. Ti ricordi come hai conosciuto Aga? No. No, vabbè. Che un blackout totale oggi, incredibile. E che tu che eri insieme alla Teresa Vandelli, mi ricordo. Vabbè, sì, è passato un E, esame. e, e dopo, e dopo Dega era insieme all'Irene Rampazzo. Ok. E dopo si è messo con la Sara, Io spero che non con la Sara denuncia Gelli. con tutti questi nomi a caso, buttati là. E No, però ho visto l'Irene Rampazzo l'altra volta ad Olo. ah sì, Sì. beh, fa una suola adesso, no? Eh? È diventata suola, no? Perché?
No, so che aveva fatto un percorso per diventare suora. Boh, Se volete un'intervista, lei era un pazzo, scrivetelo nei commenti. Ascolta dopo, era un pazzo Severino. ascolta dopo con Aga e ti dico io l'avevamo conosciuto perché ci aveva contattato lui e ci siamo trovati da lui a fare una, sì, così, una buona roba e poi eri andato parecchio là in studio su, insomma, in magazzino. Ti ricordi qualche, non so, qualcosa che avete fatto insieme, qualche episodio? Che aveva fatto Sarabanda Eh sì, sarà banda con Chico il Monti, e anche Alex X, il Bonso. hai fatto il video di Sarabanda e qualche altro video che hai fatto con lui, te lo ricordi? Quello là che diceva cosa devo fare, no? Sì, sì, Cosa? Basta. e anche con com'è? Quello là dove c'erano le rotaie del treno. C'era anche te, Sì, col Povo. Ah ok, c'era un video col Povo. Poi ti ricordi qualcos'altro quel periodo là? siamo andati a Rivolta. Ok, sempre con Aga. Sì, sì. Ti ricordi? E dopo il Monti va con Dega alla Citroen Eh sì, cosa vanno a fare là? e Dega lo lascia là e il Monti entra dentro e conosce una bella zoccola da farsi. Ascolta, ti rinfresco la memoria, ti ricordi quella volta che ti hanno buttato fuori all'aria nudo in mutande? Sì, Vuoi sì. raccontarcela? Che Mega detto. sti vuoti così. Che sei? Megadito e i pantaloni, Megadito butta fuori i pantaloni, sì, cosa rimangono i mutande, Mega ha fatto andare fuori i mutande, cazzo. No, io mi ricordo che quella sera là eri un attimo gasato perché c'era parecchia gente che ti conosceva, ti sei messo a fare breakdance dopo hai fatto lo spogliarello ed eri rimasto in mutande che facevi lo spogliarello. Butta fuori, ti hanno visto, ti hanno buttato fuori in mutande. Mm. Che c'era tipo dicembre, quindi siamo dovuti uscire tutti perché sennò questo qua moriva di freddo. Vuoi raccontare qualcos'altro di sta Caterina, così fatto dopo, il tuo trascorso dopo sta roba? No, no, lasciamo perdere, mi racconto di Tassetto, che con Tassetto bevuto a birra di prima mattina invece di bere il caffè, bevuto a birra appena sveglio, E come c'era? da ubriachi marci. Però tanto c'era gratis Pagai io tanto, e ora a buffet posto. gratuito, birra gratuita come al solito. E vuoi raccontare ai nostri amici qua la tua passione per i buffet gratuiti? Com'è che fai a trovarli ed esserci In sempre? Facebook, Com'è che li trovi tutti questi buffet? in Facebook, Ma cos'è che cerchi buffet gratuito? c'è Vuoi raccontarci meglio? inaugurazione mi vado tutte. Tutte dov'è che sei andato? Quelle più belle che ti ricordi? Favaro, Pianiga, Ma cos'è? Inaugurazione di cosa? dei bar, delle tabaccherie, dei supermercati e sono stato anche a Campo Nogara, all'inaugurazione a Campo Nogara del supermercato. Ma com'è che c'eri in sti posti? Non avendo la macchina, Pullman, riesci a trovare i pullman che ti portano fin sì, da là? sì, anche col tram a Favaro. Quindi per un buffet gratuito, qualsiasi cosa. Mm. Vuoi raccontarci che qualche volta vai al Mega a prendere il caffè?
Sì, sì, vado al Mega perché costa 40 centesimi conviene invece che 50, 70, come vado in lavanderia Oriago 70 centesimi, caffè lungo, invece a Marghera al Mega 40 centesimi conviene. Quindi praticamente tu prendi il pullman a Mira, aspetti il pullman, vai a Marghera Eh. per prendere un caffè a 40 centesimi e dopo ti torni a casa. Eh? Quindi un pomeriggio impegnato, però poi un caffè a 40 centesimi. Eh? Ok. Quanto tempo ci impieghi per andare a Marghera per torto un caffè a 40 centesimi? Poco? È poco. Qualche ora? Sì, sì. Eh. Ho avuto una piccola storiella con una del lavoro che si chiama Tania. Ci siamo baciati in bocca. Vuoi raccontarmi, visto che ti sta molto a cuore il reparto relazionale, quindi le ragazze che hai avuto, qualcosa che ti è restato? Come? No, non so, ho visto che eri abbastanza motivato a raccontare da Marta, a raccontare da Caterina, questa qua, anche sta Tania. Vuoi raccontare qualche episodio con queste ragazze che ti è piaciuto, che vuoi condividere, o qualche tua conquista? E dopo ti faccio un'altra domanda. Sì, con le canzoni io dedico canzoni oppure faccio i complimenti alle ragazze anche a Dolo. Quando vado a Dolo io vado a Dolo per fare conquiste. Facendo i complimenti o dedicando le canzoni. Ma tu a primo impatto, cioè, fai delle Ma approcciate. non canzoni mie, canzoni proprio di musica fatta per radio. Ok, ma tu com'è che fai l'approccio iniziale di solito? Come stai? Cioè tu dal nulla vai là, dici come stai, subito? Dov'è che le hai conosciute queste ragazze? In Facebook Ah, ok, ah, però, ok. Quindi scrivi in chat direttamente, riesci. o in WhatsApp? Ma WhatsApp vuol dire che hai già il numero però. Sì, ma da tempo. Come da tempo? Da tempo ce l'ho in WhatsApp. Del vecchio lavoro. No, ma dico in generale, anche le altre ragazze, com'è che le hai conosciute? Com'è che ti sei approcciato la prima In volta? WhatsApp, no, in Facebook anche con l'Aurora, non so se hai presente, non ti ho mai raccontato dell'Aurora. No, Ci siamo visti una, un giorno a Padova, ma la Marta se l'era presa perché uscivo con altre ragazze invece con lei. Pensavo che la tradissi. pensate. Quanta figa hai, no? Attenzione, più di tanti altri. Ma ascolta, ti chiedo una cosa, te che magari conosci meglio il Monti, ma com'è possibile che lui non riesce a trovare nessuna? Confronto a te, anche il bonus Alex, cioè tutti quanti riuscite ad avere ragazzi, incredibile. Ma il Monti Perché proprio il Montiga da tagliarsi a barba, dici che è solo quello il problema. farsi bello con la barba tagliata, ara mi. Dici che è solo quello l'unico ostacolo del Monti, non ha altri problemi. Sì, sì, non ha altri problemi. Quindi solo la barba, secondo te. Eh, Quindi, ma lei hai provato a dire tagliati la barba per andare. E sì, lui ti ha ascoltato? no, Però non mi pare che abbia tanta barba. se ha da tagliare con la menta, non con rasoio. Se assa il pizzetto, se assa tutto quanto, se assa tocchi di barba. Quindi non è capace a tagliarsi la barba, dici? No, Ok. Vuoi raccontare qualche altra storia prima di passare ai quiz? non ho altro. Ok. Ok, ora passiamo al quiz. Adesso ti farò una serie di 10 domande e vediamo se riesci a battere gli altri amici dell'X Lab Trash Squad. Allora, ora ti dirò 4 parole e mi devi dire quella che non c'entra nulla.
Cane, gatto, fragola o aquila? Fragola. Ok, la prima risposta è esatta. Di che colore è di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Bianco. Incredibile, due risposte corrette. In una gara di macchine, se io supero il secondo, in che posizione sono? Non lo so. Ok. Se il medico mi dice di prendere 3 pastiglie al giorno, una ogni mezz'ora, in quanto tempo le prendo tutte e 3? Il medico mi dice di prendere 3 pastiglie, una ogni mezz'ora, in quanto tempo le mangio tutte e 3? 3 ore. Ok, bene. Eh, un treno elettrico va da nord verso sud e il vento tira verso ovest. Dove va il fumo? Verso est. Ok. Un aereo precipita tra il confine tra Francia e Italia, dove seppelliscono i sopravvissuti. In Italia. Ok, va bene. Quanti mesi hanno 28 giorni? 12. Incredibile! Questa qua, vabbè, voi non lo sapete, ma è il primo che riesce a farla giusta. Grande. Ascolta, qua è un po' difficile. La mamma di Marco ha 4 figli. Uno si chiama Luca, uno si chiama Giacomo, l'altro si chiama Sara. Come si chiama il quarto figlio? Poi te lo ripeto. La mamma di Marco ha 4 figli. Uno si chiama Luca, uno si chiama Giacomo e un altro si chiama Sara. Come si chiama il quarto figlio? Suo marito. Bene. Completa la sequenza. 2, 4, 8, 16, 32. 35. Ottimo. E devi dirmi la parola diversa. Cioè, scusa, la parola sbagliata. Salmone, tonno, lucertola, trota. Lucertola. E chiudiamo qui il quiz di oggi con Airo. Ci vediamo alla prossima puntata. Iscrivetevi al canale. Airo, vuoi fare un saluto? Saluto tutti quelli che mi seguono, votatemi. Sai che non abbiamo citato una delle tue ragazze, se vuoi raccontare all'ultimo secondo? E la Giadina? Te ricordi? Sì, sì. Vuoi raccontare qualcosa di lei? No, non mi ricordo niente. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Prossima puntata. Ciao. Prossima puntata.